every night. When that moon is big and bright, it's a supernatural delight. Everybody's dancing in the moonlight. Everybody here is out of sight. They don't bark and they don't bite. They keep their fuse to keep it tight. Everybody's dancing. Eccoci cari amici, anche oggi a tenervi compagnia con tanti ospiti interessanti, i nostri caffettini, insomma speriamo che ci seguiate sempre con affetto perché vi ricordo che è l'ultima settimana di programmazione prima dell'estate, poi andremo in onda con le repliche, però intanto abbiamo ancora le nostre dirette, i nostri ospiti che insomma vengono fisicamente a trovarmi. Ve li presento subito, qui alla mia destra il professor Giulio Cesare Papandrea, ben ritrovato professore. Grazie. Ci davamo del tu, quindi Certo, continuiamo col Giulio con molto Cesare. piacere, certo. Ecco, già stato ospite qui in trasmissione insieme al nostro amico veramente super amato e apprezzato dietologo Grazie. Angelo Bianco. Ciao, Damiana. Bentornato Angelo, sei un affezionato ormai della nostra Certo, nostalgico. trasmissione. Ricordo che sei dietologo, l'ho detto, direttore sanitario al Bristol Buia e consulente al Policlinico di Abano Terme, oltre a collaborare con molte testate giornalistiche, tra cui Cosmopolitan, Donna Moderna, Star Bene, hai scritto per Sì. tanti giornali e poi sei anche talent scout, no? Eh sì, infatti mi piace Ti veramente, fregi anche di sì. questa onorificenza, È mi uno porti degli ultimi, veramente una delle un tue ultime rampollo, scoperte, sì, sì, sì. esatto, il professor Un ragazzino Giulio che si è dato da Cesare. fare, però ha buoni margini di miglioramento. Ecco, infatti vi avevo già fatto una intervista sul libro del professore Giulio Cesare Papandrea sui bronzi di Riace, no? Il mistero dei bronzi, e oggi me l'hai riportato perché Giulio Cesare è assolutamente dinamico intellettualmente e ha un'altra teoria, ovviamente suffragata da dati scientifici, diciamo assolutamente così, essendo poi lui uno scienziato, un medico, e quindi ci racconterà oggi dei viaggi di Ulisse e di un itinerario che non è quello raccontato, vero, nei testi di Omero, vero? Sì, esattamente raccontato quello nei testi d'Omero, ma interpretato in maniera diversa. Ecco, c'è Una chiave di lettura diversa da quella che fino adesso i commentatori dell'Odissea hanno fatto. ecco, quindi una versione più audace, ma È audace relativamente, perché mi sono avvicinato di più originale rispetto agli all'interpretazione di altri. Dante, il quale dice che ha superato le colonne d'Ercole, quindi è stato in Atlantico, e non è stato un giorno, Ma dice non Dante. bruciarmi la suspense, aspetta un secondo che prima reintroduco. Prepariamo. Allora intanto dico che siete qui insieme, quindi sarà una chiacchierata di quelle così un po' vivaci e particolari che uniscono i due argomenti, quindi vediamo di fare un po' battuta con Giulio Cesare e battuta con Angelo. Giulio Cesare appunto ci racconta di questa sua interpretazione dei testi dell'Odissea, del viaggio di Ulisse, e insieme Angelo ci dà delle sue chicche, no, di consigli nutrizionali ovviamente in vista dell'estate, con in particolare le donne terrorizzate dalla prova bikini e un po' tutti vittima, se vogliamo, di Certo. queste diete last minute. Faccio il dietologo umanista. quindi Dietologo, con un allora abbiamo il atteggiamento- medico umanista e il dietologo umanista. Esatto. Allora, voglio ricordare Giulio Cesare, il professor Papandrea, medico internista cardiologo, direttore del Policlinico Universitario di Monza, membro, sentite anche qui, della Royal Society of Medicine di Londra, vero? Quindi insomma noto anche alla regina Elisabetta d'Inghilterra, insomma quindi prestigioso medico di cui ci possiamo fregiare, e anche vincitore del premio Montecatini di medicina. Poi le onorificenze sono davvero tante, qui Vabbè. ho sintetizzato. Allora vi do adesso la parola. Allora Giulio Cesare, ci immergiamo in questo mondo anche enigmatico, vero, che è quello dell'Odissea, che nasconde altre verità, no? Un po' come quelle dei bronzi di Riace. Non c'è un'unica verità nella storia, ci sono molte interpretazioni. Oggi ci dai la tua, che Sì. devo dire assolutamente suggestiva, me ne avevi parlato Sì. prima dell'intervista e ne sono rimasta affascinata. Ma io sono rimasto molto impressionato dalla precisione esatta della descrizione di Omero sui luoghi accostati da Ulisse. Questa è la prima cosa che mi ha veramente Colpito. impressionato. La seconda cosa è l'indicazione della rotta di navigazione, della durata della navigazione. E quindi se Ulisse naviga per 17 giorni e 17 notti,
non è possibile che navighi in un mare Mediterraneo che è piccolissimo, è quasi un lago. Bravo, questo è quasi intuitivo, Questo voglio è il dire, punto no? fondamentale del discorso. Quindi E per allora te ho cercato Ulisse- di capire se potevamo in qualche maniera con l'Odissea, quindi spiegando Omero con Omero, capire se effettivamente, come ha sospettato Dante, e non solo Dante, ma Plinio, Seneca e altri autori dell'antichità, se effettivamente il nostro Ulisse ha violato le colonne d'Ercole. Dante dice di sì, e dice che ha navigato per 5 mesi nell'Atlantico, quando poi uno tsunami l'ha completamente, gli ha rovesciato la nave e sono annegati tutti. Quindi tu riprendi e appoggi la certo. teoria di Dante Sì, Alighieri, esattamente. del grandissimo, del sommo Esattamente, poeta, sì. no? Quindi dai, in questo Dante è stato apripista di questa interpretazione, Nel no? moderno Pioniere. sicuramente, ma già nell'antichità c'erano già questi autori antichi che avevano presupposto che Ulisse avesse navigato in Atlantico Cioè, e non insomma, nel Mediterraneo. Omero, da grandissimo quale è stato, qual è ancora intramontabile, aveva già suscitato queste Ma curiosità. perché? Perché Plinio aveva capito che come l'Iliade non era solo un'opera di fantasia e quindi di poesia, anche l'Odissea poteva non essere solo un'opera di fantasia, e questo non toglie nulla alla grandezza poetica di Omero e dell'Odissea, che rimane un capolavoro a fondamento della civiltà occidentale, assieme all'Iliade. Certo. Però è chiaro che va capito che cosa significa navigare 17 giorni e 17 notti. Alla velocità media delle navi dell'epoca, che è stata calcolata col racconto di Omero, il viaggio per esempio di Telemaco quando è andato a trovare Nestore a Pilo, il tempo impiegato per andare a Sparta da Menelao, cioè calcolando esattamente i tempi di navigazione, si è capito che le navi dell'epoca, grosso modo, in 17 giorni, 17 notti, potevano addirittura coprire una distanza di 6.000 km. Quindi, 6.000 km in Atlantico non esistono. Nel Mediterraneo. Nel Mediterraneo vero? non Quindi esistono. Ulisse non si fermò solo nel Mediterraneo, ma varcò le colonne d'Ercole e raggiunse l'Atlantico. Certo. E dalla descrizione esatta dei luoghi accostati da Ulisse abbiamo capito dove può essere stato. Allora, ma dopo ce lo svegli Certo, dove può essere stato. certo. Allora, intanto per rispettare, no, anche i tempi Sì. dell'intervista, parliamo con il nostro Angelo Bianco. No? Allora, Angelo, intanto parliamo di mare, parliamo di Ulisse, quindi insomma, volendo subito Vacanze, parlare di dieta, mare, vacanze, poi, spiagge, bikini, Esatto. sentiamo un po' i tuoi consigli nutrizionali. Allora, intanto tu sei assolutamente contrario, come ogni medico degno di questo Sì. nome, alle diete last minute, le diete proprio dell'ultimo minuto. Sì, io sono contrario per definizione alle scorciatoie, Ecco. quindi se prendiamo in considerazione che si parla soltanto di 2-3 kg che turbano il senso estetico delle signore, allora è un altro discorso. Ben venga anche l'ultimo minuto, ben venga comunque qualcosa che gli permette di magari avere maggiore agilità e maggiore senso di sicurezza anche per esporsi appunto sulle spiagge. Se parliamo invece di obesità, teniamo conto che purtroppo è un flagello, un'epidemia, e quindi va come tale affrontato con tutta la serietà. Allora, per fare un paragone emblematico, il dente può anche di per sé curarlo l'odontotecnico, però se poi noi andiamo dal dentista, il dentista ci guarda la bocca, ci guarda tutto il contesto e quindi fa una visione globale. d'assieme globale. Quindi per i 2-3 kg in più, secondo me, tutti noi siamo consapevoli dove sbagliamo. Sì, ma i 2-3 kg in effetti Esatto. si smaltiscono anche E abbastanza non solo, poi facilmente. l'estate già di per sé proprio spiega anche fisiologicamente tutto questo, nel senso che l'aumento di intensità dei raggi solari, l'esposizione maggiore al sole predispone proprio un discorso biochimico. Abbiamo meno melatonina e questa ci fa prediligere l'assenza di melatonina e cibi più proteici che hanno meno acqua rispetto al glicogeno meno, quindi ci sgonfiamo da sé. Poi insomma, si C'è presuppone già un miglioramento. che se non stiamo sempre seduti a Si leggere sa. il libro o meno, ci muoviamo, comunque la tonicità muscolare Certo, si si esprime, sa quindi che il stiamo movimento meglio. fisico, l'attività, insomma una vita non sedentaria, ovviamente aiutano uniti a una sana alimentazione. Ma più o meno, Angelo, partendo dal presupposto che si devono perdere magari quei 2 o 3 kg che spaventano comunque le signore e le signorine, no, in particolare,
quanto bisogna perdere al mese o alla settimana, insomma, per non incappare in mancanze nutrizionali o insomma in un Sì. regime alimentare scorretto? Io faccio sempre questa distinzione. Dimagrire non significa che la bilancia necessariamente deve esprimere un parametro numerico di calo di peso. Ho un caro amico che, reduce di recente da un viaggio con la bicicletta, è stato da Abano fino in Sicilia, quindi facevano 200 Però, km al giorno ed è tornato, pur non mangiando abbondantemente, con 2 kg in più. Di Questo, muscoli? esatto, significa ecco. che non è ingrassato, ma che è dimagrito, perché in termini percentuali la massa muscolare, la massa magra, ha preso il sopravvento sulla massa grassa. Bene. Se invece io comunque perdo tono muscolare, non è che dimagrisco, mi inflaccidisco e quindi non è più un discorso non soltanto estetico, ma anche poi di danno a livello di salute. Quindi non bisogna controllare solo la No, bilancia, bisogna fare il assolutamente. rapporto tra massa grassa e massa Esatto, magra. Ecco. perché appunto a noi dietologi, a noi medici interessa che il soggetto non abbia una preponderanza di massa grassa, che è quella che chiaramente può essere poi, soprattutto col sovrappeso, con l'obesità, l'anticamera di patologie serie. Ecco, qui abbiamo appunto anche Giulio Sì. Cesare, un medico cardiologo, quindi una linea al di là del fattore estetico, una Sì. linea È un sana. fattore di rischio, l'obesità è un Ecco, fattore di rischio esatto. grave. Prima per di una tutto il serie- cuore, sì, tutto sì. l'apparato gastrointestinale, poi circolatorio, insomma, tutto ci guadagna nell'avere un po' di silhouette, Esatto. ripeto, non solo per una questione estetica. Ma torniamo a Giulio Cesare, che sono tutta un po' curiosa di questo itinerario di Ulisse. Allora, iniziamo a svelare un po' di misteri, Giulio Allora, Cesare. dicevamo che in 17 giorni, 17 notti, con i calcoli fatti, si percorrono circa 6.000 chilometri. 6.000 chilometri è la distanza che esiste fra l'Islanda e l'isola di Corfù, Scheria, dove è alla fine approdato Ulisse quando è stato sorpreso da Nausicaa. Bene, l'Islanda, ma come si può giustificare la presenza dell'Islanda nell'Odissea? Si giustifica pienamente, perché l'Islanda poteva essere l'isola di Calipso, l'isola di Ogygia. Infatti Calipso, dopo che ha dovuto per forza sottostare all'ordine di Giove di lasciare libero Ulisse dopo 7 anni di, tra virgolette, prigionia erotica, dorata, prigionia diciamo erotica. prigionia erotica. Ecco, vediamo delle immagini Bene. di storici Dopo, film. dopo 7 anni, Giove ordina a Calipso di lasciare libero Ulisse. Calipso, nel aiutare Ulisse ad approntare la sua barca per poter partire, gli dice: stai attento, devi navigare in maniera tale da avere sempre le Pleiadi davanti agli occhi. Quindi un'indicazione anche della Un'indicazione costellazione astronomica molto astronomica. precisa. Non solo, ma devi sempre fare di tutto per tenere alla tua sinistra la grande orsa, l'orsa maggiore. Ora, una navigazione che prevede le Pleiadi sempre davanti agli occhi e la grande orsa sulla sinistra è necessariamente una navigazione nord-sud. Vedi che ci sono tutti i dati scientifici. Esattamente, ma aggiungiamo anche un'altra cosa, che Ulisse, navigando in questa maniera, che cosa osserva? Osserva che la grande orsa non scompare mai dall'orizzonte, quindi non si bagna mai in oceano, dice. E questo fenomeno avviene soltanto a latitudini nord di 60-65 gradi, esattamente dove si trova l'Islanda, Quindi fuori dal Mediterraneo. quindi fuori dal Mediterraneo. Non ci piove su questo. Su questo non ci piove. Ma l'aveva già detto Dante Alighieri? Anche questi Dante calcoli Alighieri aveva detto in una bellissima, nel 26° canto dell'Inferno, aveva spiegato che Ulisse, che era sempre ansioso di conoscere, a un certo momento ha esortato i suoi compagni a superare le colonne d'Ercole per vedere che cosa c'era di là delle colonne d'Ercole. Certamente Ulisse l'ha anche condannato per questo, però il suo sentimento era molto vicino ad Ulisse, capiva che cosa significa l'ansia di sapere, l'angoscia di conoscere, che era praticamente in Ulisse, c'è Dante stesso, che purtroppo sa che il peccato si può fare, però non può non essere solidale con chi ha fatto un peccato come Ulisse, come sì. un po' è stato anche con Francesca, parliamoci chiaro, ha capito benissimo che cosa ha significato per Francesca quell'amore. E infatti dice che ha superato fatti non foste vive come bruti, ma per servir virtù e conoscenza. Quindi Ulisse simboleggia un po' questo modello questo dantesco, no? il Il filosofo nel senso vero del la termine. necessità di conoscere.
va oltre le colonne d'Ercole e Dante dice che è stato 5 mesi in Atlantico, finché è stato sorpreso da un'onda che proveniva da una grande montagna, probabilmente era l'onda che veniva da un terremoto o da un'eruzione del vulcano Teide delle Canarie. Infatti dice che appena uscito dalla colonna d'Ercole la barca di Ulisse ha piegato verso sinistra, esattamente come ha piegato verso sinistra, dice Omero, quando a un certo momento è arrivato lì dopo le colonne d'Ercole ed ha approdato nella terra dei Lotofagi. E la terra dei Lotofagi non è altro che grosso modo il confine fra il Marocco meridionale e il Senegal. Cioè i lotofagi sono i mangiatori del loto. Mangiatori del loto, dove ancora oggi esiste una pianta che produce questo loto, già noto ai greci. Erodoto dice che i lotofagi si cibavano di loto e ancora oggi usano questa sostanza che è un po', la chiamano kif oggi, più modernamente, però è una sostanza una droga dopante che fa dimenticare, diciamo, gli interessi delle persone, per cui i naviganti di Ulisse, i marinai di Ulisse dimenticano di ritornare in patria e navigano nell'oceano finché arrivano all'isola di Eolo, che verosimilmente è l'isola di Madeira. Mamma mia, quante informazioni veramente suggestive e affascinanti. Ma i fiori di loto, non sono i fiori di loto, è il loto, no? È si una trova pianta. allora in quella zona del ancora Nord oggi Africa, sì, no? ancora oggi sì, nell'Africa occidentale. Quindi il mito che si innesta sulla realtà, Certo, una realtà sì. però criptata, cioè coperta in qualche modo. Poi spiegheremo perché questo linguaggio criptico. Quindi c'è un lo secondo diremo alla mistero. fine però, lo diremo alla Vuoi fine. tenertelo come chicca Sì, finale? diciamo. Beh, intanto voglio dire, Angelo, so che anche tu conoscevi già l'interpretazione veramente intrigante di Giulio Cesare, no? Anche tu sei Mi ha convinto, omaggiato già dei suoi... Ti ha omaggiato, ma mi domando, siccome è un'interpretazione, ripeto, suggestiva e suffragata da una profonda analisi testuale, no? Del testo e anche della conoscenza di Dante, come mai ancora oggi non si è arrivati a questa versione ufficiale? Gli storici diciamo che i magari commentatori normalmente si fermano all'interpretazione poetica. Io, oltre a godere dell'interpretazione poetica, ho la curiosità di andare a vedere se sotto il velame della favola si può nascondere qualche altra verità. Cosa che nei greci, nell'antica Grecia, era sempre, no? Così il mito nascondeva sempre. Ma lo stesso Dante la dice realtà. che bisogna sempre scoprire ciò che c'è sotto il velame della favola. Quindi andare oltre, no? E Questo i grandi è poi il filologi segreto. dicono che bisogna spiegare Dante con Dante, Manzoni con Manzoni, e perché non spiegare Omero con Omero? Questa domanda Quindi provocatoria. con una chiave di lettura diversa. Infatti, perché a volte ci si impigrisce, non si Infatti, vuole andare oltre, certo. no? Questo è davvero uno stimolo importante. L'altra cosa che mi ha indotto a rivedere il racconto di Omero è che a un certo momento nella terra dei Lestrigoni, che verosimilmente corrisponde all'Irlanda occidentale, la parte occidentale dell'Irlanda, perché la descrizione di Omero è molto caratterizzante per quelle zone dell'Irlanda occidentale, dice che la popolazione non conosceva il sale. Non esiste nel Mediterraneo alcun posto, alcun diciamo, territorio del Mediterraneo dove si conosce il sale. No, è vero, è una contraddizione assolutamente in termini. Davvero tutti tutti elementi che ci fanno pensare che il viaggio è stato in pezzi di un puzzle che poi parliamo di Scilla e Cariddi, che non è certamente lo Stretto di Messina. Allora, Scilla e Cariddi, prossima rivelazione dopo appunto il nostro Angelo Bianco, che continua, no, tra un aneddoto e l'altro del professor Anche a me Cesare. piace dare dei suggerimenti a livello alimentare per andare oltre. Quindi per esempio il sale, no? Sì, Adesso abbiamo parlato del sale. Quando fa caldo, no? Si suda molto di più, si sa, c'è una perdita di liquidi, no? Questo sale che viene condannato perché comporta ritenzione di liquidi, in realtà è importante, è giusto integrarlo nel nostro organismo per mantenere un equilibrio idrosalino. Adesso non sono un'esperta. No, certo. Ti chiedo allora del sale per unirlo alla conversazione di Giulio Cesare. Io appunto dicevo di andare oltre i consigli degli acquisti. A me sorprende spesso l'eccesso di creduloneria e di ingenuità da parte di molti pazienti sovrappeso, che si fanno ovviamente turlupinare da maghi, da stregoni, che ovviamente hanno soltanto a cuore l'aspetto economico e non anche quello salutistico. Certo, si sa che le debolezze fondamentalmente, esatto, d'estate la parte che è a calorie zero, che è essenziale, è l'acqua.
L'acqua tra l'altro ha un vantaggio non indifferente, siccome comunque, soprattutto sperando che facciamo attività fisica, abbiamo bisogno di refrigerare il nostro corpo, è l'unica sostanza appunto che ti permette di essere svuotata a livello gastrico in maniera veloce e di essere assorbita a livello intestinale. Se io invece introduco dei liquidi cosiddetti non isotonici, che hanno ovviamente una concentrazione di soluti superiore a quella del plasma, creo dei problemi addirittura poi di disidratazione. Sì. Per cui è chiaro che se io sto facendo il Tour de France è un conto, però per i nostri movimenti l'ideale sarebbe fruire di madre natura, quindi l'acqua dov'è che è rappresentata particolarmente? Sotto forma appunto di bevanda naturale e poi comunque di frutta e di verdura di stagione. Quello che insomma, Esatto, cioè possiamo per intenderci, attingere nei nostri sì, mercati. il anche classico qui, nei nostri- Comero è un leader, e infatti non è un caso che si chiama pure per i tedeschi Wasser, melone, water, quindi il 95% è acqua. La verdura è piena di acqua, per cui tutto sommato quando mi si chiede qual è la quota necessaria di apporto idrico, è sempre rapportabile alla sudorazione, all'individuo, a quanto movimento fa, però in linea di massima è ovvio che uno che predilige cibi vegetariani, come sarebbe preferibile fare d'estate, chiaramente dovrebbe introdurre meno acqua rispetto a quello che invece mangia cibi carni. Ecco, vediamo le nostre piazze di Padova meravigliose, Esatto. piazza della frutta, piazza dei signori, piazza delle erbe, insomma lì ci Forse sono... varrebbe la pena fare un'ulteriore aggiunta di tipo clinico, e cioè questa. Accanto al sale, soprattutto con il sudore, si perde anche il potassio. Sì. Esatto. E il potassio ha una funzione Se importantissima no ci vengono i crampi. a livello cardiologico. Anche a livello cardiologico. Certo, perché il potassio è, tra virgolette, definito l'amico del cuore, ciò che non è il sodio. Non lo sapevo. Sì. Il sodio è nemico perché costruisce le arterie. Perché il cuore sopporta ipopotassiemie, assolutamente le vede come il fumo negli occhi. Per cui il potassio che si perde durante l'estate con il sudore andrebbe reintegrato con la dieta. Esatto. Ecco qui il nostro dietologo Però il che ci viene in potassio, aiuto. banane, a go-go. No, ma ad esempio, già la stessa albicocca di per sé nasce in questo periodo e quindi non è un caso che appunto con la sudorazione perdiamo potassio e quindi senza la banana che magari può essere ubiquitaria come tempi, la vitamina A che esprime la previtamina A, Ecco, il vediamo, abbiamo precursore, messo albicocche, che esprime, ciliegie. cioè, Quindi la natura fa sì, tutto lei, cioè, ci pensa lei. ad esempio quando vediamo la parte cromatica della natura, non è che sia soltanto un omaggio per noi, è un modo per difendersi dalla parte della frutta e dei vegetali dall'ossidazione dei raggi solari. Vediamo qui frutti arancioni, frutti Esatto, rossi, per cui aiutano la pelle a prepararsi sì, all'esposizione in pratica al sole. la frutta e la verdura sviluppa dei sistemi antiossidanti per proteggere se stessa dal sole e quindi poi ovviamente ce li reagisce e ce lo mangia fruendone noi come fruitori Chissà se anche gli definitivi. antichi greci erano profondi conoscitori di questi Ma, meccanismi, della diciamo dieta che mediterranea questo proprio. tipo di saggezza esisteva già allora, perché sì. già Ippocrate parla dell'importanza della dieta per il mantenimento della salute. Sì. E Ippocrate ha scritto quasi 40 libri. È stato che il primo vero medico, Ma no, o no? il primo vero maestro non è stato lui, è stato Alcmeone della scuola medica di Crotone. Il Addirittura, primo grande ma qui andiamo maestro che davvero... è vissuto quasi 100 anni prima di forse Ippocrate. Non è Ippocrate è solo sciovinismo. più popolare. No. Si è venduto meglio. E addirittura prima di Alcmeone la facoltà di medicina di Crotone, la scuola medica di Crotone, era stata creata da un medico di nome Democede, la cui fama era talmente grande che l'imperatore Dario, non riuscendo a guarire di una certa malattia, quando ha sentito parlare di Democede, l'ha invitato ad andare a corte per poter usufruire della sua professionalità. Democede si è rifiutato di andare alla e corte Dario, di Dario, alla corte di re Dario. dei Persiani. Democede ha mandato i suoi emissari a Crotone, i servizi segreti dell'epoca, Però la CIA l'hanno rapito e Poverino. Democede è stato portato alla corte di Dario, dove poi è rimasto come archiatra. Si vede che sicuramente si è trovato bene, si è trovato bene. però lì per lì costretto a curare costretto. Dario. Per cui la scuola medica di Crotone è stata diretta da allora da un suo allievo, Alcmeone, il quale è di una modernità incredibile. Alcmeone. Sarebbe da dedicare puntate a parte. L'unico problema è che di Alcmeone non è rimasto nessuno scritto, di lui sappiamo solo quello che gli altri hanno detto di lui. Quindi Che per è tradizione... molto ed è molto importante. Per esempio è quello che ha identificato nel cervello
il principio della vita, per la prima volta. Ed è Incredibile. quello che per primo ha fatto autopsie nella storia. Qui vediamo proprio il medico umanista Sì, che esatto. pullula proprio di informazioni Ed è davvero quello che usava interessanti. nel metodo scientifico, privilegiava il metodo deduttivo al metodo induttivo. Diceva che se non si hanno le idee è difficile trovare la verità con la sperimentazione. Che meraviglia. E dopo Che questo è è stato esattamente, ripreso anche dai filosofi ma addirittura moderni. sono le teorie di Popper, le più moderne Sì. che esistono. Certo. Sì, sto rispolverando Sì, un sì, po', sì, no, Dario perché poi Anticeli. anche Aristotele aveva ripreso Sì, l'importanza ma del metodo per deduttivo. riportarci ai giorni nostri, il metodo deduttivo sicuramente è quello vincente ancora Sì, oggi. è ripreso poi anche nella rivoluzione Sì, scientifica sì, più sì, di recente, certo. insomma. Va bene, le divagazioni meriterebbero approfondimenti ulteriori, ma non mi è purtroppo consentito dai tempi tirannici. Torniamo, Giulio Cesare, alle tue suggestive Sì. interpretazioni. Allora, Scilla e Cariddi sicuramente non possono essere lo Stretto di Messina, perché le caratteristiche descritte da Omero per Scilla e Cariddi non rispondono assolutamente a quello che è lo Stretto di Messina. Scilla e Cariddi sono un canale che c'è nelle isole a ovest della Scozia, verosimilmente fra l'isola di Scurba e l'isola di Jura, dove c'è questo canale in cui addirittura esiste una grotta come quella che descrive per Scilla, descrive Omero, che è lunga 60 metri e alta 20 metri, dove i flussi e riflussi continuamente del mare del nord provocano dei rumori ancora oggi, per cui gli scozzesi ancora oggi dicono che dentro esiste una strega di nome Cagliac, che è molto simile al nome che aveva la madre di Scilla, che è Cratei, Sì, c'è nella una... descrizione di Omero. Ma non solo, ma Calipso, quando ha detto a Ulisse, stai attento che non devi passare troppo vicino a Cariddi, perché vai a finire che le correnti ti portano sugli scogli, ed effettivamente lui ha questa precauzione, ce l'ha, si mantiene sulla sinistra, sente i latrati dei cani di Scilla, ma sta lontano dagli scogli di Cariddi, perché qui le correnti sono talmente grandi che addirittura la marea, intanto la marea tra Scilla e Cariddi si verifica 3 volte al giorno, dice Omero, e cioè a quelle latitudini il giorno dura anche 18 ore, soprattutto nel solstizio d'estate quando Certo. passava proprio Ulisse. E in 18 ore, ogni 6 ore, c'era una marea che può raggiungere anche i 20 metri. E gli dice, stai attento, mantieniti sulla sinistra. Quindi Scilla e Cariddi Sono presumibilmente in questo Scozia. canale che In sono Scozia. tra 2 isole della Scozia. Quindi sempre in Atlantico Certo. e non nei pressi del Mediterraneo. Davvero ogni... Ma tutte le descrizioni puntuali di Ulisse Sì. le possiamo ritrovare esattamente in questo itinerario segreto che io avrei identificato e che con me ci sono tanti altri, già dalla fine Che degli anni 60 che supportano già la si tua parla di teoria. tutto questo. Sì, sì, sì. Ma perché questo itinerario segreto? Che cosa cela Ecco, perché allora? esiste- No, perché perché prima che finisca la puntata voglio svelarlo. verosimilmente la descrizione che fa di Omero del viaggio di Ulisse non è altro che una descrizione riservata agli iniziati, e gli iniziati dovevano essere solo i greci, i quali erano dei grandi commercianti marittimi che non potevano assolutamente sopportare che certe notizie che loro conoscevano di questo itinerario potessero venire ed essere controllati anche dai Fenici, che erano i loro grandi Nemici, antagonisti nei sul mare, mari, grandi vero? sul mare. Per cui i greci, verosimilmente nell'Atlantico del Nord, andavano a commerciare lo stagno e l'oro. E quindi questo questo itinerario doveva essere un itinerario segreto comprensibile solo ai greci. È incredibile, Sì. no, è incredibile, in realtà è molto comprensibile, sì. no? Ma è affascinante chiude. pensare che si fossero organizzati così Sì. bene attraverso Quindi anche il l'Odissea, mito. Absit in Iuria Verbis, è certamente una grandissima opera di poesia, come dicevo all'inizio, però verosimilmente è stata la grande guida commerciale dei greci, Ecco, che i questo greci hanno è utilizzato per la tantissimi secoli. rivelazione di Giulio Cesare, quindi Odissea non solo una grandissima opera culturale, letteraria, ma anche la prima forse La prima e grande guida ufficiale grande commerciale guida commerciale dei naviganti, dei no? Dei naviganti, sì. marinai
solo per gli iniziati. Per evitare i concorrenti fenici. C'è un termine, forse ma adesso mi sfugge, a livello proprio di mercati, no? Di come cercassero di tenere proprio per sé queste rotte commerciali, e adesso non mi viene, dovrò È un linguaggio criptico però ammantato di poesia. Sì, beh, questo è veramente un'interpretazione Per esempio, già si diceva che Lisbona, che è fuori dalle colonne d'Ercole, era stata fondata da Ulisse. Vedi, quindi già lì siamo Sì, fuori sì. dal Mediterraneo. Beh, una forma come minimo di patriottismo, insomma, commerciale, no? Sì, Si è cerca così. di I greci dovevano favorire difendersi. solo i propri commerci. Ormai, diciamo, la rotta del grano l'avevano conquistata distruggendo Troia, perché Troia in effetti imponeva il dazio alle navi greche che andavano a commerciare, a prendere il grano nella Scizia, nella Crimea, nella Russia meridionale, nell'attuale Ucraina, insomma. Andavano a prendere il grano in quella zona lì, però quando passavano davanti a Troia erano costretti a pagare il dazio. Alla fine hanno distrutto Troia e una volta distrutta Troia dovevano garantirsi il commercio di del là. Nord Atlantico. Beh, viene davvero voglia di riprendere in No, mano, vero, l'Odissea. È più bello, È più leggere l'Odissea in bello. questa maniera è molto Con più questa bello. chiave di Sì, lettura, sì, certo. c'è davvero un po' di mistero da Sì, sono svelare. sicuro che diventa più intrigante per gli studenti. Io Ma parlo sì, l'abbiamo spesso, letta da ragazzini e non parlo mi ricordo spesso alla veramente scuola nulla. media, parlo spesso nei licei e vedo che gli studenti sono ammirati da Sì. questa chiave di lettura. Infatti sono ammirata anch'io, Sì. ammiratissima. Siamo quasi in chiusura, Sì. Angelo, abbiamo parlato dell'importanza di frutta, verdura, dell'idratazione, anche del sale, insomma il potassio, Esatto. il gelato, uno dei re dell'estate, no? Come alimenti per rinfrescarci. Bene, Fa proprio bene, fa male, notizia di chiusura. due flash. Quando andiamo dai commercialisti sappiamo che per la denuncia dei redditi non contano soltanto le entrate ma contano le uscite. Purtroppo anzi bisogna fare Una anche bella fretta. passeggiata, muoverci fa sì che noi possiamo avere in deduzione qualche sgarro alimentare. Allora, il gelato non è una trasgressione ma è un alimento. È ovvio che d'estate può essere anche un fast food Può anche sostituire un pasto veloce, per completo. cui può sostituire un pasto e nella misura soprattutto in cui io ho bisogno poi di rispettare certi tempi per fare il bagno. Spesso le contrattazioni che avvengono sotto gli ombrelloni, quanto è il tempo per andare a fare il bagno, soprattutto con i bambini, fa sì che se uno mangia il gelato magari alla frutta, il tempo di gestione è molto più veloce. Quello magari cremoso un po' di più, però comunque non è certo alla stessa stregua del pane con la porchetta, con la melanzana parmigiana. E il problema, appunto, visto che siamo in estate, approfittiamo invece della scansione dei tempi, per cui io reinsisto sempre, non la colazione alla sveltina, ma una sana colazione. Riprendiamo il percorso, che sia atlantico o mediterraneo, del pesce, Sì. perché purtroppo per una serie di motivi in città... Qui devo dire, mi dispiace, non sono un grande esperto di pesce, però il pesce del Mediterraneo è considerato il più saporito del mondo. Altro che l'Atlantico, vero? no. E siccome siamo bagnati dal mare in vacanza, non abbiamo più la scusa di approvvigionarci del pesce, della cottura o meno, quindi utilizziamo 2 o 3 volte alla settimana il pesce senza ricorrere ai famigerati omega 3 dal nome, cioè perché molte volte appunto Bene. quello che ci fornisce Quindi madre natura è pesce l'ideale. si sa che si Sì. va sempre sul sicuro. E sul gelato io personalmente, anche nei confronti della dieta, è uno dei mezzi di contrattazione ideale per far sì che uno aderisca alla dieta in maniera definitiva. Sì, perché cui se è troppo ben venga- proibitiva, sì, dopo esatto, uno non si ce la fai. nervosisce, E poi no? insomma gli togli il piacere della compagnia. No, riguardo, per chiudere cui un pasto con un po' di l'unica dessert al attenzione gelato. magari è cioè, che so, il gelato soltanto alla frutta contiene molto fruttosio, per cui particolare attenzione ai soggetti diabetici o predisposti al Vabbè, diabete dopo chiaro per ci vogliono le attenzioni problematiche. del Sì, caso esatto, per però- soggetti con determinate patologie. Mi consente di Sì. andare fuori moda, io mi permetto di dire dal punto di vista proprio clinico, Sì. pesce sì, ma cotto. Ecco, Ah, C'è crudo l'idea è di sempre a mangiarlo rischio. crudo. Sì. Attenzione. Sì, no, lì davvero Sotto deve essere l'aspetto fresco igienico, e ma meglio cotto ultimamente anche, comunque anche la verdura ben lavata, Certo. insomma, È meglio sommato, cotta a volte che cruda, a livello dico. microbiologico, adesso a prescindere dai vari casi, bisogna stare attenti. Va bene, allora i consigli nutrizionali di Angelo Bianco sono sempre preziosi, oggi suffragati anche dall'esperienza di medico internista di Giulio Cesare Papandrea, ma soprattutto un grande umanista. Io sono stata Grazie. felicissima di ascoltare questa interpretazione, Molte grazie. ripeto,
suggestiva e affascinante dei viaggi di Ulisse, e allora aspettiamo nuove rivelazioni, perché immagino continuerai studi Sì, e interpretazioni filologiche proprio dei certo. testi. Allora amici, salutiamo e ringraziamo Giulio Cesare Papandrea, medico umanista, e il nostro Angelo Bianco, dietologo umanista, è anche lui umanista. Certo, grazie. Io vi ringrazio, vi auguro delle buonissime vacanze, perché Grazie appunto ai telespettatori che ci hanno sopportato. è sopportato, ma sicuramente insomma anche apprezzato. Sono sicura che hanno la sensibilità anche loro di cogliere l'importanza delle tue e delle vostre informazioni. Lancio la pubblicità, amici, salutiamo i nostri ospiti, davvero buone vacanze, spero Grazie di Grazie anche a ritrovarvi voi. presto per altri approfondimenti. Io vi aspetto tra pochissimo, amici, per un'altra ospite. Luisella Fogo ci parlerà di una mostra d'arte in programma ad Este tra pochissimo. A dopo.